Dottore, qual è il cuscino migliore per la mia cervicalgia? Soffro di dolore al collo e voglio comprarmi un benedetto cuscino che mi dia supporto. La mia risposta è: stai mancando totalmente il problema. È vero, un cuscino magari più basso ti dà del supporto, ma non è la soluzione. La mia domanda adesso che ti voglio rifare è: stai cercando una soluzione o stai cercando l'ennesimo supporto momentaneo? Perché anche un integratore potrebbe essere un supporto momentaneo, anche un antidolorifico potrebbe essere un supporto momentaneo. Ma ci stiamo un po' prendendo in giro perché è come, diciamo, coprire con una coperta il dolore. È impossibile spegnerlo perché arriva veramente da molto dentro, da molto profondo. La cosa ideale è quella di eliminare ogni stratagemma di questo tipo, ogni stratagemma che mira alla superficie del tuo corpo e capire da dov'è che arriva. Nel mio canale o profilo trovi diversi video che parlano proprio della radice del problema. Se stai soffrendo di dolori persistenti, fatti un favore, non cercare più soluzioni mirate solo al corpo, perché non funzionano. L'hai visto anche tu. Spero che il cuscino per la cervicale non vada a scombussolarti troppo il tuo percorso terapeutico, ma veramente non serve. Te lo dico io che ne ho sofferto per 5 anni e non c'era cuscino che in quei 5 anni mi desse del beneficio. Quindi fammi sapere tu cosa ne pensi, se hai già provato dei cuscini, se hai già provato delle terapie particolari che invece ti hanno risolto una problematica persistente al collo. Mi fa piacere comunque interagire con chi mi segue, scrivimi nei commenti e ci vediamo al prossimo video se vorrai sapere un po' di più sulle cause della cervicalgia o dei dolori persistenti. Al prossimo video, ciao!